Appuntamento meteo di sabato 24 gennaio. Una prima perturbazione si sta allontanando dalla Liguria e sarà seguita a stretto giro da una seconda perturbazione associata ad una profonda depressione fredda che interesserà gran parte del settentrione e del centro nel fine settimana. Possibili rovesci e nevicate anche a basse quote, migliora lunedì. Situazione di oggi sulla Liguria. Dalla tarda mattinata pausa dei fenomeni precipitativi con aperture lato costa e nubi sempre intense nelle zone interne. Tra pomeriggio e sera ripresa dei fenomeni anche sotto forma di rovescio, ripresa anche delle nevicate sino a fondovalle nel settore centro-occidentale appenninico oltre i 750 metri. I venti saranno moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, in temporanea attenuazione nel pomeriggio e in nuovo rinforzo in serata. Mare stirato sotto costa sul settore centro-occidentale, molto mosso al largo, temperature in calo alle minime, massime stazionarie o in lieve rialzo. Situazione prevista per la giornata di domenica 25 gennaio. Instabile su tutta la regione, rovesci sparsi alternati a schiarite, non si escludono episodi di graupel o grandine piccola sotto forma di rovesci. Possibili rovesci nevosi nell'entroterra, indicativamente oltre i 600-800 metri. I venti saranno moderati da nord al mattino, tendenti a disporsi da sud in giornata ad iniziare dal levante. Mare generalmente mosso, temperature pressoché stazionarie.